Poi stavamo per andare a letto, era poco prima di mezzanotte e abbiamo sentito un grande scoppio, un boato, sembrava uno sparo. E ci siamo allarmati, siamo usciti per vedere cosa c'era e ci siamo accorti dal terrazzo che c'era fuoco e fiamme che divampavano là vicino alle rive del Musone. Abbiamo allertato i carabinieri immediatamente e dopo che è arrivata la pattuglia mio marito è andato a vedere anche lui cosa c'era perché non avevamo idea di cosa fosse. È finita così dopo giorni di inseguimenti al cardiopalme di una psicosi che ha investito l'intera regione. I resti dell'Audi gialla semicarbonizzata sono stati ritrovati nella campagna trevigiana tra i comuni di Onè di Fonte e Asolo, a poca distanza dal torrente Musone e dall'abitazione della coppia che ha visto un pinnacolo di fumo levarsi nella notte e ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco. Ed ho visto questa macchina con questi contorni gialli, ho immaginato, non ho dedotto, ho immaginato. Dopo mi è arrivata la conferma, sì, da parte delle forze dell'ordine. Il luogo scelto per disfarsi del mezzo fa presupporre che l'imprendibile banda di malviventi conoscesse molto bene la zona. In aperta campagna, alla fine di un sentiero poco battuto e abbastanza distante per non essere visto dalle case del circondario, almeno fino all'innalzarsi della colonna di fumo. È un po' preoccupante sta cosa, sapere che sono probabilmente qua della zona forse, perché per conoscere un posto così devono conoscere la zona, però speriamo che abbiano preso un'altra strada e siano andati lontano. Nel pomeriggio sono arrivati i carabinieri del RIS di Parma per analizzare la carcassa dell'auto alla ricerca di indizi che possono condurre alla cattura dei 3 banditi. Ma la procura di Treviso ammette a denti stretti che le possibilità di rintracciarli a questo punto sono ridotte al minimo. Appare certo che i malviventi si sono dati alla fuga con un'altra auto, ma nelle ultime 24 ore non risultano vetture rubate né nel Trevigiano né nel Vicentino.